Entra nel vivo la campagna elettorale ad Aragona. Quali sono le sue sensazioni? Qual è il suo stato d'animo? Guardi, il mio stato d'animo è sereno, diciamo. Io ho deciso di ricandidarmi anche perché dopo 5 anni è giusto riporre la fiducia ai cittadini e comunque anche per completare un programma iniziato e non ultimato. Quindi dico, lo affronto con grande serenità e con grande pacatezza. Parliamo della lista che sosterrà la sua candidatura a sindaco di Aragona. Di che livello è, di che qualità è? Ma guardi, noi abbiamo fatto una lista proprio inserendo personalità che sono radicate sul territorio, professionalità che possono dare un apporto fattivo alla prossima amministrazione comunale. Diciamo che abbiamo varie estrazioni sia sociali che anche professionali. Chi sono gli assessori designati? Gli assessori designati sono Renata Miccichè e Gerlando Montanalampo, sono due giovani preparati, due giovani inseriti nel mondo del sociale, dell'associazionismo, che ne hanno dato sempre dimostrazione negli anni. Quindi abbiamo puntato sui giovani perché il futuro è dei giovani ed è giusto, ecco, dare a loro lo spazio e la possibilità di poter amministrare e decidere il futuro dei giovani.